Marco Tamberi stasera al Teatro della Posta Vecchia ha fatto rivivere i Genesis, un excursus lunghissimo che ha ripercorso i brani più belli e più importanti, una grande passione quella sua per i Genesis. Sì, è una passione che nasce da lontano, dall'adolescenza e poi diciamo ripresa negli ultimi tempi e dove ho ritrovato ancora di più l'amore per questa musica. E suonandola ti rendi conto anche della grandezza di questa musica, di composizioni che vanno al di là del tempo. Quindi sono molto orgoglioso di questo progetto in cui mi sono inoltrato. Si trova ad Agrigento, lei ha detto un bolognese che questa sera suona musiche inglesi e però lo fa in Sicilia. Sì, in effetti può sembrare paradossale, però diciamo la musica unisce, e la musica, soprattutto la grande musica, non ha paese, non ha tempo, ecco, quindi è stata per me una grossissima opportunità venire qua in Sicilia. Io non sono di Bologna, sono di Reggio Emilia, il vicino, ma però diciamo sono emiliano, mi sento contento di essere emiliano e devo dire che la Sicilia stasera ha dato una buona prova di interesse verso questa musica. Devo dire che sono rimasto molto contento. E comunque il suo è un talento eccezionale perché lei questa sera ha suonato il piano ma lo ha fatto anche cantare. Questo sarebbe quello che qualcuno mi dice che riesco a fare, forse è un po' una delle mie caratteristiche migliori, anche perché avendo anche cantato, essendo anche cantante in parte, riesco un po' di più a immedesimarmi magari anche nella parte solista e quindi quando la suono è come se la cantassi. E se qualcuno coglie questo aspetto vuol dire che sono riuscito nel segno. Un saluto ad Agrigento. Agrigento veramente mi ha stupito molto per quello che ho visto oggi, è una città molto, molto bella. Non ho potuto apprezzare il mare perché i tempi sono stati molto ristretti, però è una città veramente molto, molto carina e poi quest'anno con il fatto della capitale della cultura spero che ci sia molto interesse e molto turismo.